Ciao a tutti, anche oggi sono venute giù due goccioline, vabbè, e noi come ci consoliamo? In cucina! Siete curiosi di sapere che cosa devo preparare? Allora, aio, vedi che ti conto. Per la mia zuppetta di cozze verso un pochino di olio nel fondo di una pentola, poi 400 g di pomodoro di Sardegna, un pochino di olio e prezzemolo, io ce l'ho già in salsetta, basilico, una punta di peperoncino e un pochino di sale. Allora, il mio sughetto, la mia salsetta di solo pomodoro, aglio, prezzemolo e basilico, ha cucinato un paio di minuti. Ora verso le cozze, eccole qua, perché è un antipastino per due, quindi non un pasto. Vedete quanto sono grandi? Sono veramente gigantesche. Queste arrivano direttamente dal mare, le ho proprio acquistate sul mare della nostra bellissima Sardegna. Freschissime, almeno così me le hanno garantite. Così mi hanno detto che erano. Bene, lascio insaporire, ma per pochissimi minuti, perché tanto il sugo si cucina in un attimo. Le cose sono già belle che cotte perché le ho fatte aprire per conto loro, e poi con le altre preparerò semplicemente cose marinate. Le mangeremo così. Ho filtrato 3 cucchiai di acqua di cottura delle cozze, di quelle che hanno marinato, quindi della precedente cottura, e ora la verso nella mia salsetta. Così verrà meno concentrata e più gustosa. La mia zuppetta di cozze è pronta, vedete com'è fumante? L'ho accompagnata con dei crostini di pane integrale, per non raffreddarsi il composto. Ho scaldato il piatto, l'ho messo sopra alla pentolina dove era la zuppetta per un minuto ed è diventato rovente, ma se voi avete il microonde potete utilizzare il microonde. Spero che la mia ricettina vi sia piaciuta, vi saluto e vi ringrazio.